Guidati dai carabinieri sono arrivati nel pomeriggio in regione i furgoni dell'SDA con i primi vaccini AstraZeneca destinati agli under 55. Andranno prioritariamente a scuole, università e forze dell'ordine. Un'esplosione causata probabilmente da una fuga di gas ha fatto crollare questa mattina parte di un'abitazione a Savogna nelle valli di Natisone, illeso il proprietario che si era svegliato poco prima del boato. La nostra rivincita conferma che la DAD ha fallito, così il Movimento Priorità alla Scuola di Udine, contrario alla didattica a distanza alle superiori, commenta l'ipotesi di tenere le aule aperte fino al 30 giugno. Arrestata dalla polizia una coppia che ha sottratto ad un'anziana di Udine durante un prelievo il bancomat poi utilizzato per lo shopping. Le telecamere hanno immortalato la tattica alla base del raggiro. Altri rinvii per le gare di sci dei mondiali di Cortina, nemmeno per il secondo giorno si è riusciti a sciare, questa volta per colpa della nebbia. La gara maschile con il sappadino Alessandro Buzzi slitta a venerdì. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Le prime dosi di vaccini AstraZeneca destinate agli under 55 del Friuli Venezia Giulia sono arrivate nel pomeriggio. Saranno somministrate prioritariamente a personale della scuola, delle università e delle forze dell'ordine. Le nostre telecamere hanno immortalato l'arrivo del furgone dell'SDA scortato dai carabinieri all'ospedale di Udine. Le prime dosi del vaccino AstraZeneca, destinate agli under 55, sono arrivate oggi in Friuli Venezia Giulia. La merce è giunta da Venezia, caricata a bordo di furgoni del Corriere di Poste Italiane, SDA, attrezzato con celle frigorifere. Prima tappa in regione è stato l'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Poco prima delle 16:30, poi, il mezzo è entrato al Santa Maria della Misericordia, percorrendo via Chiusaforte. Dal capoluogo friulano, parte della fornitura è stata smistata su Tolmezzo. Un altro corriere ha raggiunto invece Muggia, da dove poi l'antidoto è stato consegnato agli ospedali Cattinara di Trieste e San Polo di Monfalcone. Sono poco meno di 250.000 le prime dosi dell'antidoto destinate all'Italia, giunte sabato pomeriggio all'aeroporto di Pratica di Mare, hub nazionale della difesa. Dopo la suddivisione da parte del personale del Ministero della Salute è iniziata la distribuzione alle varie regioni con il supporto della SDA e delle forze armate. A Udine il corriere è giunto scortato dai carabinieri. Ad attenderlo all'ingresso dell'ospedale c'era anche la Polizia di Stato. In base al piano aggiornato della campagna vaccinale, potrà essere avviata da subito, in parallelo a quella dei soggetti prioritari della fase 1, ai quali vengono somministrati gli antidoti Pfizer e Moderna, la vaccinazione di persone tra i 18 e i 55 anni con il vaccino AstraZeneca, a partire dal personale scolastico e universitario, docente e non docente, le forze armate e di polizia, i setting a rischio quali penitenziari e luoghi di comunità ed il personale di altri servizi essenziali, a seguire il resto della popolazione. Ieri il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha fatto sapere che la programmazione delle inoculazioni di AstraZeneca verrà concordata con le articolazioni dello Stato a cui fanno capo le categorie prioritarie, quindi prefetture e ufficio scolastico regionale. La linea è quella di operare come per le case di riposo, delegare le istituzioni e i servizi coinvolti nel presentare un elenco alle aziende sanitarie per poi procedere nelle sedi deputate alla somministrazione. La platea dei destinatari, ha fatto però presente Fedriga, non è ancora ben chiara, in quanto la definizione di servizi essenziali risulta troppo generica. Per questo il governatore ha chiesto chiarimenti ufficiali al commissario Domenico Arcuri, per evitare, ha detto, fraintendimenti ed eventuali tensioni sociali sull'interpretazione delle priorità. Oggi in tutte le regioni italiane arrivano le prime dosi del vaccino AstraZeneca. Scrive in una nota il ministro della Salute Roberto Speranza. Saranno somministrate alla popolazione tra i 18 e i 55 anni. Potremo iniziare a proteggere chi lavora nelle scuole, nelle università, le forze dell'ordine e le altre categorie esposte. Questo ci consentirà, continua Speranza, di accelerare la campagna di vaccinazione ed essere più forti nella lotta contro il Covid. E per quanto riguarda l'aggiornamento del piano vaccini, sono state individuate 6 categorie
categorie che verranno vaccinate prioritariamente nella seconda fase della campagna. Innanzitutto i soggetti cosiddetti estremamente vulnerabili per particolari patologie indipendentemente dall'età, poi le persone tra 75 e 79 anni, quindi quelle tra 70 e 74, poi le persone con particolare rischio clinico dai 16 ai 69 anni, i soggetti tra i 55 e i 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico, le persone tra 18 e 54 anni senza aumentato rischio clinico. Alle prime 5 categorie saranno somministrati gli antidoti Pfizer e Moderna, alla sesta quello di AstraZeneca. Le farmacie di Udine che intendono effettuare tamponi rapidi per il Covid-19 potranno fruire gratuitamente delle aree esterne alle loro attività. Lo ha deciso la Giunta Comunale, che in città ha anche avviato il progetto Adolescenti Covid-19 Relazioni in collaborazione con psicologi, operatori sanitari, insegnanti e referenti di città sane. Grazie all'accordo siglato con la Regione, le farmacie daranno un aiuto per quanto riguarda la lotta alla pandemia, effettuando se necessario i tamponi rapidi. La Giunta Comunale di Udine intende a sua volta collaborare, dando la possibilità alle farmacie di utilizzare gratuitamente aree pubbliche. Le farmacie possono avere bisogno di spazi ulteriori rispetto a quelli che hanno all'interno degli immobili in cui esercitano la loro attività, e quindi abbiamo deciso di concedere gratuitamente alle farmacie, il suolo pubblico in prossimità degli immobili in cui esercitano, per appunto somministrare i tamponi rapidi. Rimanendo in ambito sanitario, l'amministrazione comunale intende dare risposta ai giovani che hanno risentito psicologicamente della situazione che si è creata con la pandemia. Anche gli adolescenti hanno pagato questa emergenza sanitaria e l'isolamento che ne è conseguito. Quindi il Comune ha deciso oggi in Giunta uno stanziamento di 15.000 euro per l'attuazione di 2 progetti. Il primo riguarda la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili ed educazione alla sessualità e all'affettività. L'altro progetto vedrà coinvolti 14 istituti superiori e delle medie, e pertanto un servizio di supporto, non soltanto di ascolto ma poi di supporto e di guida per i nostri ragazzi che sono più fragili di quanto noi pensiamo. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.321 tamponi molecolari sono stati rilevati 184 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,25%. Sono inoltre 2.258 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 87 casi, 3,85%. I decessi registrati sono 10, i ricoveri nelle terapie intensive sono 66, mentre quelli in altri reparti scendono a 501. Una fuga di gas ha causato questa mattina il crollo di un'abitazione a Savogna, leso l'unico abitante, un pensionato che adesso sarà accolto dai figli perché la casa è inagibile. I vigili del fuoco hanno lavorato tutto il giorno per rimuovere detriti finiti sulla strada. Si è miracolosamente salvato un uomo di 77 anni di Stermizza di Savogna, la cui casa è crollata a seguito di un'esplosione causata da una fuga di gas. Il pensionato si è destato intorno alle 7 di questa mattina per andare in bagno e poi è tornato a letto. È a quel punto che ha udito un fortissimo botto e la porta della stanza è crollata. Una parte del complesso edilizio infatti è letteralmente esploso, finendo sulla viabilità. È rimasta integra, sebbene danneggiata, una porzione della residenza, quella in cui si trovava il 77enne. I compaesani sono accorsi per aiutarlo e hanno chiamato subito il 112. Fortunatamente l'uomo non è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale e i colleghi dal comando di Udine insieme al funzionario di guardia. Sono accorsi anche il sindaco insieme a carabinieri e polizia di Stato. Le cause dell'esplosione sono in corso di accertamento, ma sono comunque legate alla saturazione di gas dell'ambiente. Un'anziana ieri sera a Pordenone è stata vittima di un assalto in casa da parte di 2 malviventi che l'hanno imbavagliata, legata a una sedia prima di mettere a soqquadro l'abitazione e fuggire. Indagini in corso da parte della polizia. Il questore daremo un volto, un nome agli autori del gesto.
Sono stati attimi di assoluto terrore quelli vissuti da una donna di 79 anni ieri sera a Pordenone. Era sola nella sua casa di Via Piave, nel quartiere di Torre. Il marito era uscito quando due malviventi, con accento straniero e il volto travisato, dopo aver scavalcato la recinzione, hanno trovato la signora in cortile, l'hanno fatta entrare in casa imbavagliata e legata a una sedia. Così l'ha trovata la figlia attorno alle 19:30, allarmata perché la madre non rispondeva al telefono, si è recata direttamente da lei, vedendo fuggire i due uomini. L'anziana, che non ha subito particolari percosse, era sotto shock. Subito sono state allertate le forze dell'ordine e il personale medico, che ha preso in carico l'anziana per gli accertamenti in ospedale. Delle indagini si sta occupando la squadra mobile della questura di Pordenone, che ieri sera era presente sul luogo della vicenda anche con la scientifica. Un'azione che dai primi riscontri pare improvvisata, anche perché non è stato pressoché rubato nulla. Un reato odioso per le modalità e per la signora che fortunatamente ha avuto, ripeto, non gravi danni, uno scompenso ovviamente era stata legata e imbavagliata. Era da tempo che non si verificavano episodi di questo genere, le attività investigative sono iniziate, ma sicuramente riusciremo a dare un volto e un nome e un cognome a queste persone, lo dobbiamo sia per la vittima, per i loro familiari, ma anche per la stessa comunità pordenonese. Il nostro sentimento è di vicinanza alla signora, che possa riprendersi presto. Non ci sono particolari problemi a Pordenone in termini di sicurezza, però dobbiamo dare queste risposte a chi le sta attendendo. Ulteriori elementi potranno essere forniti dalla donna una volta superata la fase di shock. Gli uomini del vicequestore Massimiliano Ortolan, dirigente della squadra mobile della questura di Udine, hanno fermato una coppia di truffatori che ha raggirato e derubato una donna anziana. Nelle immagini del servizio si capisce chiaramente come sono riusciti a distrarla per poi fare shopping con i suoi risparmi. Lui finge di fare un'operazione allo sportello, ma in realtà ruba con gli occhi il codice segreto della carta bancomat a un'anziana donna. La complice nel frattempo attira l'attenzione della vittima gettando a terra una banconota e fingendo che fosse proprio caduta la pensionata. È successo a Udine il 2 febbraio scorso. Quando l'anziana si è chinata per raccogliere il denaro, l'uomo le ha sottratto il bancomat, sostituendolo con uno dello stesso istituto di credito rubato il giorno prima in Veneto. È scattata la denuncia e la squadra mobile della Polizia di Stato della Questura di Udine ha individuato i due responsabili. Si tratta di un uomo e di una donna di 37 e 32 anni, cittadini romeni. Entrambi poi sottoposti a fermo di indiziato di delitto per furto aggravato, ricettazione in debito, utilizzo di carta di pagamento e sostituzione di persona. Dopo aver derubato l'anziana, infatti, i due hanno fatto shopping con i soldi del suo conto. Ieri il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per la coppia. Le indagini proseguono per accertare la loro eventuale responsabilità in altri furti avvenuti nel centro e nel nord dell'Italia. Attraversa l'incrocio con il semaforo rosso e viene trovato positivo al Covid-19. È successo ieri mattina nella zona della stazione ferroviaria di Udine. La manovra azzardata è stata notata da una pattuglia della squadra volante che ha fermato l'automobilista e scoperto che l'uomo, un friulano residente in provincia, aveva violato l'obbligo di permanere nella propria abitazione. Oltre alla sanzione per la violazione del codice della strada, l'uomo è stato quindi denunciato per non aver rispettato la quarantena ed è stato scortato fino a casa. Sono stati presentati oggi a Gorizia i numeri del 2020 delle forze dell'ordine. Nel corso dell'anno sono diminuite le sanzioni per mancato rispetto dei DPCM, mentre sono aumentati i reati informatici, in primis le truffe. Aumento dei reati informatici del 15% e progressivo calo delle sanzioni per il mancato rispetto delle misure di contenimento previste per il coronavirus. È questo il bilancio delle forze dell'ordine di Gorizia, presentato oggi in prefettura. Il territorio ha reagito bene, quindi anche il sistema di controlli ha funzionato perché c'è stata disponibilità e comprensione da parte dei cittadini. Ovviamente in questo momento particolarmente delicato ci stiamo soffermando molto sull'attività di controllo di esercizi commerciali che comunque non mantengono certe regole e quindi costringono a essere più incisivi e più sanzionanti. Le persone si sono abituati comunque ormai alle regole, noi stessi siamo ormai abituati alla mascherina, la usiamo normalmente, quindi non c'è stato da questo punto di vista un peggioramento della situazione. Ci sono appunto questi casi sintomatici che spero, ripeto, non continuino, perché su questo noi purtroppo dobbiamo essere maggiormente attenti e dobbiamo inasprire le sanzioni. Anche un aumento di reati legati alle attività in rete
che non poteva essere altrimenti, poiché la rete e il web sono stati usati tantissimo, specialmente nel periodo del lockdown. Sicuramente la superficie su cui questi delinquenti si possono attaccare è maggiore, quindi anche gli adolescenti col coinvolgimento maggiore e l'utilizzazione maggiore di tecnologie sicuramente sono più appetibili, quindi su questo la Polizia Postale sta facendo un ottimo lavoro, le truffe online purtroppo hanno continuato, e sicuramente questa è un'altra cosa che era immaginabile, le violenze di genere. L'attivazione di codici rosso, quindi una maggiore qualità purtroppo dei reati di questa tipologia, non tanto dei numeri ma la qualità e quindi il pericolo maggiore per le violenze di genere. Nuova udienza per il CRAP Copca questo pomeriggio in tribunale a Udine. La prima novità è stata la sostituzione del giudice a latere Mauro Qualizza con il giudice Carla Missera a seguito di un provvedimento del Presidente del Tribunale. C'è stata poi la correzione di una data nel campo di imputazione e a seguire una richiesta di proscioglimento per Mainardis e De Campo, richiesta che ha visto subito la contrarietà del PM. A quel punto il collegio si è ritirato in Camera di Consiglio e l'istanza è stata rigettata. Diversi testimoni sentiti, il ragioniere Monti, che per conto di Lega Coop ha effettuato una revisione ordinaria su Copca nel 2014, ha deposto poi l'ispettore di zona Copca in Veneto, il dottor Favin, e anche su richiesta dell'avvocato della difesa Luca Ponti, anche l'ex vice ministro del governo Renzi Enrico Zanetti. Per questa ultima testimonianza non si è entrati nel caso del crack Copca, ma è stato fatto un raffronto con una situazione diversa, centrata comunque su operazioni straordinarie di conferimento di immobili. Il processo è stato aggiornato al 16 marzo prossimo, in quella sede saranno sentiti in aula i consulenti tecnici degli imputati e seguirà il controinterrogatorio del PM. Sarà un'udienza complessa, lunga e impegnativa. La vicenda giudiziaria sta ormai per volgere al termine. Il recupero delle lezioni fino al 30 giugno evidenzia le difficoltà riscontrate nella didattica a distanza. Commenta così Giovanni Duca, referente per Udine del Movimento Priorità alla Scuola, la possibilità di recuperare le lezioni saltate a causa dell'emergenza coronavirus, una delle proposte sul tavolo del Premier incaricato Mario Draghi. In classe fino al 30 giugno la nostra rivincita. Così il Movimento Priorità alla Scuola di Udine commenta l'ipotesi che ha preso corpo in aula fino a giugno per recuperare le lezioni saltate a causa dell'emergenza coronavirus e delle difficoltà incontrate nella programmazione dell'anno scolastico. E questa è infatti una delle proposte sul tavolo del Premier incaricato Mario Draghi. L'idea è quella che si vada in aula fino al 30 giugno facendo coinciliare tutto questo con l'esame di maturità, un piano che richiederà di assumere più docenti. Dopo le battaglie contro le chiusure delle scuole superiori con didattica a distanza al 100%, il Movimento Priorità alla Scuola di Udine plaude alla novità. Per noi è una sorta di rivincita, spiega a Telefriuli Giovanni Duca, referente locale di PAS. Il recupero delle lezioni fino a giugno evidenzia le difficoltà riscontrate nella didattica a distanza e che quindi non è stata sufficiente come metodo di apprendimento scolastico. È chiaro che in 15 giorni non si recuperano tutte le lacune, continua Duca, il quale solleva diversi interrogativi. In 15 giorni che cosa si vuole recuperare? Sul metodo di studio o nella socialità? Come verrà fatta? Ci sono gli spazi adatti per tutti? Non è chiaro poi per il Movimento Priorità alla Scuola se sarà obbligatorio per tutti e se vale quindi anche per le scuole primarie e secondarie dove le lezioni si sono sviluppate principalmente in presenza, mentre la DAT ha riguardato solo i periodi di quarantena. Non disperdere le professionalità acquisite dai navigator, le figure che nei centri per l'impiego gestiscono i beneficiari del reddito di cittadinanza. È quanto chiedono CGIL e UIL nella giornata di mobilitazione nazionale a sostegno di questi lavoratori, il cui futuro si presenta molto incerto. Garantire continuità occupazionale ai navigator, figura professionale introdotta per la gestione del reddito di cittadinanza, è quanto chiedono i sindacati che li rappresentano in occasione della giornata nazionale di mobilitazione. Al giorno d'oggi ancora non sono stati prorogati i contratti di collaborazione per i navigator per poter fare il proprio lavoro. In Friuli Venezia Giulia ne erano previsti 46, ma oggi nei centri per l'impiego sono attivi 26. Un numero fortemente sotto organico che deve gestire completamente il reddito di cittadinanza sia dal punto di vista
dei percettori sia dal punto di vista delle aziende appunto che fanno utilizzo o comunque richiedono percettori, quindi lavoratori tramite reddito di cittadinanza. E noi come sigle sindacali territoriali chiediamo comunque un intervento, per quanto possa essere anche magari solamente simbolico, comunque fondamentale da parte delle regioni, che poi sono quelle che effettivamente svolgono attività di ricerca sul mercato del lavoro per quanto riguarda il territorio. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interverrà domani mattina alle 11 nell'aula dei gruppi parlamentari alla celebrazione per il giorno del ricordo delle foibe dell'esodo giuliano-dalmata. Dopo la proiezione di un estratto del documentario Le perle del ricordo, seguiranno gli interventi del Presidente della Camera, Roberto Fico, del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, dal Presidente di Federesuli, Giuseppe De Vergottini. L'orchestra del Conservatorio Tartini di Trieste seguirà da remoto in apertura l'inno d'Italia e in chiusura l'inno europeo. Cordoglio anche della politica regionale per la morte a 87 anni di Franco Marini, esponente politico e sindacalista di grande valore stroncato da complicazioni legate al Covid. Esempio di un impegno politico onesto e autentico, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Di formazione cattolico-popolare, dirigente DC, è stato segretario generale della CISL, Presidente del Senato e Ministro del Lavoro, nonché segretario del Partito Popolare Italiano ed europarlamentare. Un uomo schietto, autentico, cui si portava spontaneamente rispetto e affetto, così la deputata del PD Deborah Serracchiani ricorda Franco Marini. Un punto di riferimento per chiunque amasse la buona politica, una figura che ha sempre onorato le istituzioni nelle cariche che ha ricoperto, conclude Serracchiani. Lo voglio ricordare per la sua straordinaria carica umana, sociale e politica che ha caratterizzato un percorso di alto profilo istituzionale, aggiunge il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Con Franco Marini in qualità di Presidente del Comitato Storico Scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, ricorda: abbiamo condiviso la rivendicazione ancora in corso per il riconoscimento dell'onore ai fucilati di Cercivento. Arriva a Udine il patentino per usare lo smartphone, il progetto messo a punto dall'Associazione Media Educazione. Parte in 10 scuole di Udine la sperimentazione che riguarda un percorso per ottenere il patentino per lo smartphone. Si pone come una risposta concreta rivolta ai giovani studenti e alle loro famiglie di fronte alla pericolosità dei social network, in particolare per i minori di 13 anni. L'analogia è quella della patente naturalmente, quindi se abbiamo uno strumento che è un'opportunità ma anche comporta dei rischi, è necessario diventare competenti nell'uso di questo strumento. Non possiamo dare per scontato che seguire un corso renda i ragazzi competenti, ci vuole uno strumento di valutazione. C'è però un altro lato molto importante, che è la caratteristica di questo percorso, che è il ruolo dei genitori. Noi questo percorso inizieremo a farlo per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Ecco, in questa fascia di età, che è anche quella in cui la maggior parte di loro inizia a usare lo smartphone, quindi non a caso abbiamo scelto di partire da qui, in questa fascia di età è importante ricordarsi che il genitore ha la responsabilità al 100% delle azioni che i ragazzi fanno, anche online. Quindi non può essere un vero patentino al 100%, ma se vogliamo usare una metafora più simile a un foglio rosa, quindi io posso usare lo strumento ma so che al mio fianco devo avere il genitore. Il Comune di Udine incrementa il parco automezzi con veicoli completamente elettrici. Il Comune di Udine punta a essere sempre più green con l'incremento della dotazione di automezzi elettrici e le relative colonnine di ricarica. Abbiamo comprato 8 macchine elettriche che sono a disposizione degli assistenti sociali che girano in città, e per permettere la ricarica, quindi perché sapete la macchina elettrica deve essere attaccata a una presa di corrente, abbiamo messo delle colonnine in suolo pubblico distribuite sulla città. L'ultima che faremo adesso lo facciamo in via Veneto a Cusignacco, proprio in prossimità della circoscrizione, per permettere alle macchine, a queste macchine e anche ad altre macchine alimentate totalmente con l'elettricità, di potersi rifornire. È un servizio molto importante perché abbiamo speso 450.000 euro dotando tutti gli assistenti sociali di queste macchine elettriche, ne sono 8 acquistate adesso, 4 ne avevamo prima, quindi sono 12 le macchine elettriche che in città girano di proprietà del Comune per l'assistenza domiciliare.
Commissariato il comune di San Quirino. Sindaco e gran parte dei consiglieri si sono dimessi dopo rotture interne in vista delle elezioni di quest'anno. A guidare il municipio fino all'appuntamento elettorale è stato nominato Claudio Colussi. Ed ora andiamo a Tavagnacco, dove sono conclusi i lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza della palestra di Fretto Umberto. Mi trovo a Feletto, alle mie spalle la palestra dove si sono appena ultimati i lavori di efficientamento appunto dello stabile. Io credo che questo sia un segnale importante anche della vitalità della nostra amministrazione, che nonostante tutte le difficoltà legate ha continuato tutte le opere che aveva in programma. Una di queste è l'efficientamento, la ristrutturazione di questa palestra, che è a servizio di tutto il complesso scolastico delle scuole primarie di Feletto e delle scuole medie di tutto il comune e anche delle associazioni sportive. L'intervento è un intervento che si è mosso su due assi, uno per quanto riguarda il risparmio energetico e l'altro per quanto riguarda l'efficientamento energetico e la ristrutturazione sismica. L'intervento ha quotato quasi 1 milione di euro, circa 920.000 euro, tutti interamente finanziati da fondi regionali e del Ministero. La Protezione Civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo per domani con la pioggia che continuerà a imperversare. Alcune criticità si potrebbero verificare su Alpi, prealpi del Friuli Venezia Giulia a causa delle possibili valanghe di neve. Sull'area costiera attesa invece acqua alta, specialmente in laguna. Il fronte atlantico che interesserà la regione porterà correnti settentrionali secche, via via più fredde, con precipitazioni diffuse e abbondanti e venti sostenuti da sud sulla costa e in quota. Siamo in chiusura, subito dopo appuntamento con l'informazione sportiva. Grazie a voi per l'attenzione, buona serata con Telefriuli.